benvenuto, partiamo con il conoscerci un po'. Piatto preferito? Cominciamo così. Sì. Ma guarda, pappardella ai funghi porcini per quanto riguarda i monti. Per quanto riguarda i mari, ovviamente spaghetti e vongole, o spaghetti allo scoglio, quindi cozze e vongole, siamo buon gustai sul pesce. Sì. Ma anche sulla montagna, è bella questa doppia... Abbinati a quale vino? E vabbè, ovviamente una bella falanghina o il greco di tufo per quanto riguarda il pesce. Altrimenti un sangiovese per quanto riguarda la carne, guarda, sì. Secondo me è ottimo. Sono preparato. Sì, vedo che è preparato, infatti. Ma infatti tossico non è tossico riguardo chissà che cosa, è tossico sulla musica, tossico sul mangiare. E per cui vedi? Crystal Radio sono tossici di musica. Esatto. È tutto uno giro. Infatti, esatto. Siamo tossici anche di mangiare anche noi comunque. Vabbè, non siamo da meno, guarda. Però, vabbè, è un film che consigli? Il titolo di una canzone che è uscita nel disco Iena, che è Butterfly Effect, proprio perché questo film mi ha lasciato di stucco. E ovviamente Fight Club. È la mia trilogia preferita che è Ritorno al futuro, quindi quella lì è generazionale, anch'io. Grande Giove! Il flusso canalizzatore. Che io voglio un flusso canalizzatore. Ciò che rende possibile il viaggio nel tempo. Dentro la DeLorean. Questo è veramente, guarda, ti stimo. Anzi, perché ti ho detto che stavo esaurito oggi. Tra l'altro adesso nel fuori onda noi parleremo per ore con Ma è bello proprio perché invece di fare la prima domanda, ma quando è che hai iniziato a rappare? Qual è il tuo piatto preferito? Sì. A quest'ora. Esatto. Forse non te la dovevamo chiedere vista l'ora, ti abbiamo fatto venire fame. No, benissimo, anzi. E invece consiglia un libro ai nostri ascoltatori. Guarda, io ho visto tanti film, libri ne ho letti pochi, però ce ne sono alcuni che consiglierei, tipo Il gabbiano Jonathan Livingston, e parla della libertà, una roba bellissima. Io poi sono attaccato anche ai classici, tipo I ragazzi della Via Palla, sai, proprio le storie che leggi da ragazzino alle scuole medie, sono molto legato a quelle cose lì. Perfetto. Le tue passioni fuori dalla musica, insomma, quali sono i tuoi hobby, quando proprio devi staccare? Guarda, non ti nascondo il teatro. Teatro mi piace tantissimo. Una volta avevo tempo di andare a seguire, diciamo, delle lezioni, scuola di teatro. Pensa che ero talmente malato che mi tagliavo i monologhi della Walt Disney e poi a scuola di teatro li presentavo, diciamo, recitati. Quindi prendevo, che ne so, Capitano Uncino preso da Peter Pan della Walt Disney e lo portavo a teatro fatto, diciamo, in maniera teatrale, in maniera umana, ecco. Esatto. E poi vabbè, per tante questioni mi sono fermato. Una volta mi piaceva giocare a calcio, anche se non sono un grande calciatore. Però tifoso. Fai la partitella, tifoso sì, Napoli nel cuore per tutta la vita. Cavani, Lavezzi, eccetera. E giocavo a calcio così per divertimento una volta a settimana, però l'ultima volta, 2 anni fa, mi è arrivato un fallo alla caviglia. Ho detto vabbè, basta, conserviamo queste caviglie per i live. Quindi... Anche per camminare per il resto della vita, non sarebbe male. Molto bene. Intanto iniziano a riempirci la bacheca. C'è Amedeo che ci scrive: Bella Clementino, complimenti per Iena e Rapstar, sono 2 album bomba. Un abbraccio da Caserta, Iena State of Mind, per cui già da Caserta ci ascoltano, li salutiamo. Un saluto alla città della Reggia, allora. Esatto. Ci suono il 9 di marzo. Ecco, questa è importante. Tra pochissimo a Caserta, precisamente a Vitulazio, in un locale che si chiama il Matrix. Ci saremo io, DJ Uncino, Dope One, una bella serata hip hop per chiudere la tournée invernale. Bella, quindi Amedeo, spargi la voce da riempire. Grande Amedeo! Anche perché è in chiusura di una tournée, per cui sarà l'ultima data per un po'. Diceva un amico mio rapper: chiusa una strada, se una rapanato. Sì. Così, guarda, sempre continuo. Sì, in realtà ti abbiamo visto abbastanza provato, appunto, ci raccontavi di un periodo molto intenso fino a Caserta praticamente. Sì, perché fondamentalmente io sono quasi 2 anni e mezzo che non mi fermo, non dico assai, 10 giorni. Non mi sono mai fermato 10 giorni, perché sempre videoclip, suonare, concerti, registrare, studio, casa a Milano, prima abitavo a Roma, genitori a Napoli, quindi vai e vieni enorme. Sì. Come ti trovi a Milano, a proposito, visto che appunto... Rispondi in italiano e napoletano. Rispondi in napoletano.
Allora, sono 2 mesi che sto qua, un mese è stato un giorno, e sto mese che sono 3 giorni, quindi sto pagando l'affitto per stare un giorno e mi prendo la suite reale sul miglior naviglio. Sì, potevi andare in centro all'albergo il Principe di Savoia. Vabbè, va. Tra l'altro è qua vicino in zona Barona, questo dico per i milanesi, per cui sì. zona che tra l'altro ha fatto uscire molti rapper. Siamo Sì, fertili tra con l'altro Barona. mi sa che c'è un locale molto conosciuto, si chiama Il Barrio. Sì. E verrà a suonare, se ho capito bene, ora faccio pubblicità al Via Barrio. Boffalora. Il 24 di aprile, se non erro, o marzo, no, aprile, non voglio sbagliare, o 4 che è aprile, sì. Sì. E praticamente suona Harry Rugged Man, che è stato ospite nel mio disco Iena, quindi scendo giù di casa e vado a vedere Esatto, Rugged perché Man, ecco. sei proprio Gli vado a lì. portare il CD, no? Infatti, grandissimo. Quindi vabbè, ancora avrai tempo di conoscerla, diciamo, la realtà milanese. E invece veniamo alla musica. Come ti sei avvicinato all'hip hop all'inizio proprio? Hai visto come alla fine me la ci facevi siamo questa arrivati, domanda? ci siamo arrivati. Classico. Ci vabbè, Se vuoi ti chiedo come ti sei avvicinato alla classica, però A Beethoven. No, vabbè, fondamentalmente come tutti i rapper, i writers, eccetera, mi sono avvicinato all'hip hop attraverso quello che ti dava la radio, quindi ovviamente attraverso tutto quello che passava in quel periodo, cioè 96-95 in radio. Allora andava 1212, c'era Coolio con Gangster Paradise. Infatti questa è una cosa che dico sempre un po' in tutte le interviste, perché sono un po' legato, diciamo, al personaggio Coolio, perché quando ho visto il film Pensieri pericolosi di Michelle Pfeiffer e c'era la colonna sonora di Coolio, Gangsta's Paradise, allora mi innamorai, insomma. Io poi sono un ex chitarrista, quindi ti lascio immaginare il posare la chitarra e prendere il microfono per fare il rap. Prima sono passato dai Doors, i Nirvana, gli Aerosmith, i Guns N' Roses, a Method Man, a Snoop Dogg. Mi piaceva di più, era un mondo colorato, tutti i pantaloni larghi, cappellini colorati, murales, i skate, quindi mi piaceva e volevo far parte di quella cultura. Io poi vengo da un paese di provincia che è Nola, e lì ovviamente non c'era questo grosso movimento hip hop, ti dovevi avvicinare al centro di Napoli, certo. E quindi ovviamente al liceo mi sono spostato a Napoli e lì ho conosciuto, diciamo, il grosso. Tra l'altro, descrivici un po' la realtà dell'hip hop napoletano di quegli anni, che comunque è una realtà fiorente quella dell'hip hop. Sì, guarda, l'hip hop a Napoli è arrivato come è arrivato anche a Roma e come anche a Milano, nel senso con le posse, con i centri sociali. Tant'è vero che c'erano i 99 posse, Speaker Censu, La Famiglia, i 13 Bastardi, Clan Vesuvi, vabbè, ce ne sono tantissimi che non vorrei saltare qualcuno perché poi, ragazzi, non mi è nominato. Arriva la guerra, sì. Perché ovviamente io sono un pochino, sai, l'amico del rap, ma non per fare la parte di quello buono, magari si fa i cazzi suoi, no. Proprio perché caratterialmente sono una persona che va un po' d'accordo con tutti, mi faccio i fatti miei, e quindi io rispetto tutti, gli altri rispettano me, quindi non ho questo problema di faide hip hop così grosso. Questa è una gran bella posizione. Ma sì, perché in Italia i problemi sono altri. Sì. La faida dell'hip hop in Italia mi sembra un po' una cazzata, almeno che non vai a casa a dare fastidio a mia mamma e a mio padre, io ti vengo ad uccidere. Sì, non però vedo questo c'entra grosso comunque poco con l'hip hop, no? Quando sì, arriva no, il Bronx in Italia è neomelodico. E infatti. È la camorra, la mafia, l'andrangheta, eccetera, eccetera. E lì ti sparano all'istante, non è che ti fanno il dissing, capito? Non so, è una cosa brutta da dire, però è così. Però sì, assolutamente. Sì. Adesso veniamo alle domande retoriche. Alla fame chimica, alla fame chimica. Come nasce Rapstar? Allora, Rapstar nasce un po' di mesi fa, precisamente 7-8, quest'estate comunque. Fibra suonava a Napoli. Questa è una cosa che ormai rispondo automatico, esatto, perché ovviamente sì. tra le domande, diciamo, più gettonate. E Fibra suonava a Napoli in questo spazio molto grosso che si chiama Arenile. E io ero lì, ci siamo conosciuti, arrivo direttamente al Sodo e ci siamo conosciuti, volevamo fare un mixtape insieme perché ci rispettavamo artisticamente tutti e due. Poi ovviamente dopo che ci siamo conosciuti anche umanamente ci siamo rispettati e volevamo fare un mixtape. Dopo pochi giorni abbiamo iniziato a fare i primi 2 pezzi. A un
certo punto, dopo i primi 2 pezzi, ho detto, minchia, ma queste sono bombe, ma perché dobbiamo fare il mixtape? Facciamo l'album, prima volta un rapper del nord e uno del sud, perché infatti. in realtà molti dicono, no, non è vero che il prima... Io credo di sì, perché è una cosa che tu prendi un rapper del nord e uno del sud, però è originario del sud, ma sta al nord. È una cosa che prendi un rapper del nord e uno del sud e si muovono insieme in una sola direzione. E quindi abbiamo detto, vabbè, facciamo un disco. Come lo chiamiamo? Vabbè, troviamo un titolo poco arrogante, umile, sì, esatto. rap star. Così, subito. All'inizio ci volevamo chiamare Chimica Brother. Però sai, però Chemical Brother sa troppo di Chemical Brother. Chemical Brother, la musica elettronica, no? Mica sai quanto vendevi alla fine, però, con questo con questo scherzo. Esatto. E alla fine abbiamo deciso, vabbè, chiamiamoci Rap Star, tra parentesi comunque Fibra è quello che in assoluto ha venduto più di tutti, diciamo, nel mainstream con l'hip hop italiano. Parliamoci chiaro, tua nonna, mia nonna, tua nonna conoscono Fabri Fibra. Sì. E ovviamente nell'underground invece io avevo vinto tutte le gare di freestyle, eccetera, quindi rap star italiane, quindi abbiamo detto andiamo, chiamiamoci. Ottimo. La grafica è di Dimo e il disco si chiama Non è gratis, proprio per testimoniare il fatto che il successo non è gratis, sai, va sudato. Certo. A livello di collaborazione invece di produzioni nel disco, come è funzionata? Con chi avete lavorato? Guarda, il disco è stato interamente registrato da DJ Nice a Milano, tempi duri studio per Bunker Music, ci siamo divertiti tantissimo e le produzioni sono di DJ Nice la maggior parte, e c'è una produzione di Taiwan che è quella... sia nell'intro che su Chemical Brother. La prova vivente è produzione di Shablo, il giro dell'Oca produzione di Deleterio, e abbiamo un po' di ospiti rap che sono, sono 2, Marrakesh e Antix su un ritornello, perché Marrakesh, vabbè, fenomenale, a parte che ha tirato fuori una strofa a mio avviso mostruosa, e Antix un ottimo ritornello, perché secondo me Antix ha una bellissima voce, quindi tenere lui al ritornello è stata una bellissima cosa. Sì, una scelta proprio... Spero di non avere... Ah sì, scusami, DJ Double S nell'outro, e negli scratch su Ci rimani male, perché Rino Double S comunque la storia, diciamo, sia dell'hip hop, dei mixtape, quindi una grandissima persona prima di tutto, e artisticamente un mostro.